passaggio del Charles Muzzane. Il Charles Muzzane deve, per poter raggiungere livelli di importanza, livelli di struttura sempre più all'avanguardia, deve mettere in fila più cose. Il Presidente, sicuramente il Presidente Vincenzo Zanutta può dirle qual è la soddisfazione per questo lavoro? Diciamo che la società ha sempre puntato a crescere a più livelli, quindi a livello umano, quindi con le persone, con i professionisti che abbiamo sempre aggregato nel nostro mondo, quindi oggi contiamo oltre 40 allenatori che allenano dai bambini di 6 anni fino alla prima squadra. Abbiamo preparatori atletici, abbiamo match analyst, abbiamo massaggiatori, fisioterapisti, la struttura è cresciuta a livello personale in maniera esponenziale. Ma quello che deve andare di pari passo sono le strutture e qua siamo a un passo importante di questa nuova struttura di Muzzana del Toniano che aiuterà sicuramente a sviluppare quelli che sono i processi di implementazione sportiva dei nostri ragazzi, delle nostre squadre. Questa struttura è avvenuta grazie all'intervento della Regione in maniera quasi totale, al 90% dei costi le ha sostenute la Regione, però la struttura, sottolineo la virtuosità di questo contributo ha generato questo campo in 6 mesi, abbiamo messo a terra i soldi e li abbiamo resi produttivi con 200 ragazzi che si allenano costantemente durante la settimana in questa struttura. Questa è la buona finanza, questo è il modo di spendere correttamente i soldi e io ci tengo a sottolineare, oltre che a ringraziare l'assessore Zilli che è qua presente con me e tutta la giunta regionale per avere concesso questi contributi che siamo riusciti a portare a Muzzana. Sì, per parte dell'amministrazione regionale c'è grande soddisfazione per questo salto di qualità evidente che il territorio ha ottenuto grazie a questa struttura, una struttura, come bene ha detto il Presidente Zanutta, all'avanguardia, che permette ai giovani che sono amanti del calcio, ai vivai del Charlins Muzzane di allenarsi. Io sono convinta anche a tanti ragazzi di avvicinarsi a questo sport, che è uno sport bellissimo, ma è uno sport che si pratica anche per strada, basta avere una palla, però in realtà con strutture adeguate all'avanguardia come quelle che riusciamo ad offrire con i contributi regionali possiamo davvero realizzare delle iniziative che poi danno un benessere a livello sportivo ed educativo ai nostri ragazzi. Quindi il ringraziamento va al Charlins Muzzane per aver realizzato tutto questo in tempi da record, va a tutti coloro i quali continuano a sostenere il vivaio del Charlins Muzzane e in generale a tutti coloro i quali sostengono il calcio giovanile. L'invito è a continuare appunto in questo senso, perché tra le priorità dell'amministrazione regionale è appunto investire in strutture sempre migliori a vantaggio dei nostri giovani.